Buon pomeriggio signori, ragazzi, sarà una puntata della Madonna perché mi sono dato una bella guardata in giro, ovviamente offline, tanta roba che possiamo fare, tante opportunità e tante strade che possiamo scegliere. Quindi ragazzi, rimanete sintonizzati perché qua ci sarà veramente da divertirsi. Abbiamo gettato le basi con la scorsa puntata a notevoli macchinazioni a livello italiano, ma non solo. Allora, abbiamo due grandissime vie da poter percorrere. Una è quella amorosa. Siamo perdutamente innamorati e follemente innamorati della regina Ermengarda di Alba, che come avete visto dalla finestra che vi ho aperto è la figlia del nostro giovane re. Lei erediterà tantissimi titoli, ragazzi, tantissimi. Il Regno d'Italia, Borgogna, Sardegna e altri 13 titoli. È un master questa donna qua. Io la voglio per quello che mi sono innamorato. No, non è vero, ragazzi. Silvione lo fa per amori. Allora, è anche una bella donna, sembrerebbe, quindi perché no? Il problema è che non vuole venire via con me. Vedete? Non vuole venire via con me perché c'è il coniuge che rompe le scatole. E perché sono di rango inferiore. Perché erediterò qualche dei titoli. Qualche titolo erediterà lei, qualcuno, proprio qualcuno. Perciò devo cercare di farla passare dalla mia parte, cioè farla scappare con me in una fuga d'amore. Perché se io facessi questa, ragazzi, erediterò un sacco di roba. Certo, poi c'è il nostro per Silvione. Vedremo cosa fare, vedremo. Non sarà facile, ragazzi, perché abbiamo un meno 62 e togliere il coniuge di mezzo anche se non si dovrebbe fare. Comunque complottare contro il coniuge ci toglierebbe solo 52, quindi saremo a meno 10. Però vediamo cosa riusciamo a fare. Tanto questa è una delle strade che io voglio percorrere, quindi vedremo un po'. Allora, andiamo da questo brutto signore, eccolo qua. E a lui andiamo a proporre, diciamo, un omicidio. Quindi un bel complotto da omicidio. E non so se stavo facendo un altro complotto. Sì, eccolo qua. Stavo influenzando il principe. Fatemi vedere un attimo. Perché lo stavo influenzando, che non mi ricordo. E soprattutto lui chi è? Ah, il principe di Benevento. Sì. Perché volevo far sposare Pier Silvio con lei, se non sbaglio. Allora, fatemi vedere se ho detto una cavolata, perché lui ha solo figlie femmine e volevo far sposare il mio prode Pier Silvio, che ha un bel figlioccio, ma non accetterà, vedete? Non accetterà, ma qualcuno prima o poi dovrai darle ste figlie, maledetto. Però guardate, io ho visto anche un'altra cosa. Ho visto che il duca Baldur di Friuli non ha mogli. Quindi io ho detto, cavoli, al duca gli posso proporre qualcuno. Per esempio, qualcuno della casata Berluscotti. Chi è Joachim? No, scusate, chi è Joachim? Me lo sono perso questo. Ragazzi, ah, è un figlio. Sì, ah, perché. Lui ah, ok. È figlio di chi? Scusate, mio e di Dora di Orbetello. Dora di Orbetello. Ha 3 anni. Allora, io potrei sderedare per avere solo figli puro sangue. Non sembra neanche male, potrei tenermelo come scudiero. Come scudiero. Allora, vabbè, là per i miei figli, ovviamente. Vabbè, però vedremo. Adesso ho scoperto di avere un figlio legittimo in più. Va bene, ok, me l'ero perso. Tra l'altro italiano. Vabbè. Allora, stavo dicendo, potrei darlo a in pasto. No, ho sbagliato. Non a nostro Pier Silvio Luigi, no, ma a Barbara. E guardate qua, siamo a -1, ragazzi, -1.
Io perché vorrei portarmi dalla mia il Friuli. Perché ragazzi già ho nelle mie mani, diciamo, il Ducato di Toscana. Ho il Ducato di Lombardia. Prendendomi anche il Ducato di Friuli, insomma, iniziamo a diventare belli, belli grossi, belli appetibili. E qua addirittura io ho un'altra roba che posso fare, ragazzi. E qua, mamma mia, un altro matrimonio tra il figlio del Duca Lambert e Barbara Berluscotti. Questa è un'altra cosa che posso fare. Non accetterà per ora. Io appunto stavo facendo il complotto per influenzare il principe, questo qua, di Benevento. Però ragazzi, a me conviene Spoleto. Guardate Spoleto quanto è grosso rispetto a Benevento. Allora andiamo a vedere le armate, dove sono 1300 uomini. Spoleto, ah, di meno, 1194. Interessante. Mentre invece il nostro amico friulano, lui ancora meno. Interessante, interessante. Lui 1400 e io 1400. Allora andiamo a prendere allora il più grosso effettivamente. Continuiamo a influenzarlo ora a questo punto. E a lei darò il mio per Silvione. Però raga, sarà veramente difficile. Allora non vado a insistere perché sarebbe veramente troppo difficile. Veramente troppo. Invece con Spoleto dalla mia non sarebbe male. Non sarebbe male. Allora, perciò lui ha già 100% però. Adultero. Adultero. Non mi vuole perché sono adultero. Allora io posso. Puoi graziare. Ragazzi, vorrei fare un sondaggio, ma purtroppo devo giocarlo, se no non esce l'episodio. Però sarebbe veramente interessante. Quindi a lui dovrei dare la mia figlia e a lui dovrei dare la mia figlia. A chi la do adesso la mia figlia? Al Friuli non è che mi faccia molta simpatia, vi devo dire la realtà. Vi devo dire la realtà. Solo che lui non accetterebbe. Non accetterebbe, appunto. -1. Allora, proviamo a togliere proviamo a togliere l'influenza da qua. Cavoli, però questa sarebbe proprio perfetta, ragazzi. Peccato che proprio non mi voglia. Guardate, -138. Se prendessi l'altra figlia. Vediamo, scusate, giusto voglio fare un piccolo esperimento. Se prendessi la seconda genita. Figurati. Niente, non ci vuole proprio il duca di Benevento. Allora, niente, andiamo a influenzare lui. Vediamo se posso fare qualcosa. Però più di 100 cosa c'è, ragazzi? Più di 100. Invece lui potrebbe essere influenzabile ulteriormente. Quindi andiamo su di lui per ora e vediamo un po' cosa possiamo fare. Tra l'altro, tra le varie cose, il buon Silvione si è reso conto che... Allora, il nostro re non vuole più dargli territori. Infame maledetto. Quindi noi potremmo, come c'è scritto qua, dichiarare guerra a un'altra provincia. Diciamo... Aspettate. Ah, potrei prendermi quella provincia, va bene, ma non mi interessa. No, ma potrei prendermi Napoli. E Napoli, secondo me, ragazzi, è da prendere, perché è una città molto importante e soprattutto portuale. E noi sappiamo che il buon Silvione di cultura cisalpina è interessato tanto al commercio. Quindi perché non prendersi Napoli? Per me è un'ottima idea. Altra cosa che voglio fare a Cremona, proprio perché ho questa cosa della cultura cisalpina, io a Cremona voglio creare un porto commerciale, un piccolo porto, quindi che mi darà un po' più di sviluppo. Andiamo a spendere 142
Ma vedrete che sarà un bel boost per tutto il Ducato, perché sarebbe il porto che collega poi il Po al mare. E questo è ottimo. E poi io direi a questo punto andiamoci a prendere il Napule. Napule. Questo ha 65 anni, quindi morirà molto velocemente. Io ho 2 alleati, lui ne ha uno. Vediamo chi è. Orbetello, ma sai che c'è? Io ho addirittura tutto il conte, quindi... Allora, ci prendiamo come vassallo il nostro Gregorio. E diamo via alla guerra. Quindi... Bene, sì, signori. È una cosa brutta, ma va fatta. Non radunati. Raduna tutti. Ok. Adesso abbassiamo un po' la velocità. Questo è il mio esercito. Ok. Allora, bene. Ha richiamato Orbetello, va bene. Allora io chiamo lui in guerra con me. Perché non viene? Wait. Wait. Devi venire con me in guerra, ragazzo. Ma chiama in guerra. Questo. Seleziona una guerra per chiamare... come seleziona una guerra? Oh. Allora, alta. Io ne ho ben 2 di alleati. Aspetta. Allora, alleato con Duca. Col sindaco, ok. Vabbè, ma lui è già... Non voglio concedere nessun titolo. Vediamo. Alleato con Mantova. E Mantova. Ok, accetterà la chiamata in guerra. Ah, quindi la Toscana non accetta... Non accetta la chiamata in guerra. La Toscana. Maledetti a loro. Maledetti. Maledetti, va bene. Allora, intanto ho 1400. Potrei andare da Orbetello. E loro sono... vabbè. Dai, andiamoci a prendere, allora, l'esercito qui sotto. Una cosa che volevo dire era... Ma quindi, scusate, ma... Vabbè, vediamo, magari adesso passando con un po' di tempo, magari partecipa. Te, voglio te. Perché non vieni? Chiama in guerra. Non so se è un bug, ragazzi, perché io sono comunque alleato suo. Quindi forse perché c'è Orbetello dentro, non lo so. Intanto facciamo un vantaggio. Benissimo, qua. Ok. Allora, il prestigio mensile oppure... No, facciamo legge ispiratrice, assolutamente, che va a darci più 4% di prestigio per ogni vassallo potente. Ovviamente si parla del rendimento mensile. Allora, andiamo a prenderci Orbetello. Anzi, potremmo andare a prenderci direttamente qua, perché in realtà... Vabbè, adesso facciamo cadere Orbetello. Poi casomai andiamo direttamente sulla città di Napoli. Allora, primo le parole di Eleonora. Travestimento. Piccola canaglia. Allora, mentre attendo pazientemente che mi vengano portati i vestiti, un servo balbetta: mio signore, nessuno riesce a trovare i vostri indumenti. Sono circondato da incompetenti. Cribbio! Borbotto uscendo di corsa dalla mia camera da letto. E nella camera di mia figlia Eleonora, che scopro solo i miei indumenti. Ah, ok, se li era presi lei. Allora, piccola canaglia. Posso prendere un po' di stress e guadagnare 10 di opinione nei miei confronti da parte sua. Oppure lei è così una principessa alla moda. Ok, quindi principessa alla moda. Ma io sì, voglio il soprannome di suo di principessa alla moda. Mi ruba i vestiti. Allora, l'assedio 9 mesi. Vediamo loro cosa faranno. Tanto 9 mesi.
li passeremo qua. Altro figlio per Berluscotti. Altro figlio, wow, che famiglia. Chissà come sta andando il complotto qua. E se devo influenzare le persone per ammazzare un re, sono la persona giusta. Bene, bene, bene. 6 mesi. Bene, bene, bene. Allora, intanto il porto si sta costruendo a Cremona. Sarebbe interessante anche fare una fortezza a Cremona, perché ad averci i soldi. Ad averceli. Ok. Ok, non può essere licenziato, va bene, ma non lo voglio licenziare. Assolutamente. Aiuto, il conte di Palermo. Madonna, quanto è gigante, ragazzi, è grossissimo. Palermo potrebbe unirsi, 472 uomini, non tantissimi, ma neanche pochi. Allora, no, ragazzi, non ho i soldi per fare la rivendicazione sul contea di Treviso. Tutto il ducato di Verona sarà mio. No, non posso adesso. No, ragazzi, vabbè, non posso fare sia uno che l'altro. Rifacciamo un altro giro di rivendicazione. Vediamo di avere i soldi per dopo. Intanto facciamo danno qua. No, che erroraccio, effettivamente. Non mi sono ricordato. Dai, 3 mesi e cade il castello. Tra l'altro ricordo che all'inizio ero anche alleato loro. Ecco. Si è unita alla guerra di vassalizzazione. Questa cosa non mi piace per niente. Perché se si unisce, allora, all'esercito potrebbero mettermi in crisi. No, beh, però siamo 1700. No, dai, non ci mettono in crisi. Livello di fama guadagnato, benissimo. Allora, il duca Baldur è stato influenzato. Ok, allora, caro il mio amico. Carissimo. Perché non ti prendi mia figlia Barbara? Joachim, vabbè. Mia figlia Barbara. Perché non te la pigli? E adesso accetterà, perfetto. Matrimonio maternale sarebbe bellissimo. Ma niente, andiamo a prenderci, ragazzi, anche il Friuli tra le nostre mire espansionistiche di controllo. Sono contentissimo. Incarico terminato. Va bene. Sono contentissimo perché questo futuro matrimonio tra le nostre due casate ci porterà ad avvicinarci, e quindi lo chiamiamo in guerra. Signori, signori. Guerra non valida, attenzione. La guerra finisce in modo concludente. Perché? Allora, invalidata. La guerra di vassalizzazione lombarda la guerra di vassalizzazione lombarda appartenente è terminata. Che Gregorio III non può essere vassallizzato. Così sia, perché sarà morto l'infame. Sarà sicuramente morto l'infame. Sarà sicuramente morto. Infatti, guardate qua. Maledetto infame. Niente, portiamo le truppe a casa e ridichiariamo guerra. Ah, Cristo santo. Il negoziatore. Durante il mio pomeriggio, andando giù per le strade Lombardia, mia figlia Eleonora è corsa da me. Padre, ho appena iniziato swinging, non mi ricordo cosa vuol dire. Another, when, quando. Ok. Ok, mi appare qualcuno alla corte. Ah, va bene. Stile di vita erudito, va bene. Ok, allora, andiamo avanti. Fazione pericolosa. Fazione pericolosa. Fazione pericolosa. E presto invierà un ultimatum. Attenzione. Cosa sta? Oddio, cosa sta accadendo? Vabbè. Allora, fatemi vedere una cosa.
non posso neanche dichiarare guerra, perché ho perso, ovviamente. Peccato, peccato. Il coniuge media con Italiana fratello. Ok, il conte Ottone di Orbetello. Ah, ok, va bene, mia moglie media. Allora, abbiamo un altro figlio, Montefertrano. Ma no, io lo voglio chiamare Emilio. Emilio. Ah, come Emilio. Emilio Fede. Allora, cosa è successo qua? Attività coinvolta. Sei invitato al matrimonio del grande Luis in Torino. Assolutamente andare subito. Stai scherzando? Ma assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora, fatemi vedere se io... No, ma sono 2 metri. Assolutamente sì. Allora, matrimonio in grande, un nuovo inizio. No, raga, mi farà pagare il regalo, le robe. Non c'ho soldi, non c'ho soldi. Allora, è stata sposarsi con Kat Guistl. E io sarò lì per prenderla in giro. A prenderla in giro. Credo che la riunione sia marcia come un pesce in un mese. Vabbè, ma ragazzi, sono un po' incarognito. Come un pesce di un mese, se non altro. Potrò abusare dell'ospitalità del re per godermi buon alto cibo e bevande. Quindi o l'insulto oppure me vado a mangiare a spese loro. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Attenzione, lupo in lotta. Nel nostro viaggio viene violentemente interrotto da un rumore di carne lacerata e di mascelle digrignanti e dalle urla disperate di un uomo che sta per incontrare la sua fine. Il rumore è così orribile che deve provenire dalle profondità dell'inferno. Bello, una persona che poveraccio si lamenta. Nel tentativo di rintracciare la fonte troviamo un cavaliere disperato alle prese con un esemplare di lupo selvaggio e di lupo selvaggio e la sua lama è incastrata tra le fauci della bestia. Ma la sua presa comincia a vacillare. Quell'uomo merita il mio aiuto oppure non rischierò la vita per questo. Allora, possibili conseguenze. Se il 44% va bene, il pescatore Michele si unisce alla mia corte. Ma scusate, ma il pescatore, a me che cacchio me ne frega del pescatore? Attaccante aggressivo, tattico esperto. Sì, però poi ha 8 di roba militare. Altrimenti muore. Ottiene il tratto ferito. Michele pescatore guadagna 40 opinioni nei tuoi confronti. Se va tutto bene, mi ha salvato la vita. Ma io direi che non rischierò la mia vita. Ci sono altri che facciano altri. Allora, poi in realtà, ragazzi, Eleonora e Berluscotti vogliono il tutore. Quindi lo faccio io. E anche Barbara. Perfetto. Interessante questa, l'avevo mai vista, ragazzi. Allora, matrimonio in grande per Re Luis. Se va a cavallo. Elenco ospiti, registra attività. Allora, un po' di ospiti ci sono, un po' di ospiti ci sono, perfetto. Il tuo e il mio? No, 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 il mio intento è... ottieni l'alleanza con un personaggio... Oh, voglio ottenere l'alleanza, assolutamente. Allora, non tanto con i re. 1 hour later. Eccolo qua, allora, voglio lui. Principe Radelkis, secondo di Benevento. Allora, devo cercare Radelkis. No, diplomazia. Allora, vediamo se... 3 hours later. Ah, non c'è, non c'è. Ah, non posso farlo. Allora, no, cerchiamo un'alleanza a questo punto di un re. Di un re, questo sta confinante. No, dai, andiamo da lui allora. Necessita di un bersaglio. Io vi voglio. Dai, confermiamo. E vediamo. No, 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 no. Raga, c'era anche assassinare. Alta, 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 alta. Cambia, cambia. That's how you do an evil laugh. Io voglio lui. Reclamation di Alba. Raga, se c'è assassinare e c'è il... lui... Dov'è? Dov'è assassinare? Raga, se c'è... Se c'è...
È che non lo vedo. No, non c'è. Cacchio, se ci fosse... Ah, regina. La regina c'è, ma non c'è lui. Fatemi vedere, raga. Fatemi vedere. Come si chiama? Re Constantin. Constantin. No, raga, non c'è. Non c'è. Non c'è. Fatemi ricontrollare perché, ragazzi, se me lo sono perso. Six hours later. Ah, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, ragazzi, niente. Peccato, 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 peccato. Peccato. Peccato, peccato, peccato. Va bene. Qui diamo questa attività qua. Peccato, ragazzi. Non mollare. Ho visto il film su Steve Jobs, quello con Fassbinder. Ottimo film, per capire quanto Steve Jobs fosse un pazzo furioso e quanto ci abbia messo degli anni a realizzare i suoi sogni, a realizzare quello che aveva in testa. È uno che non ha mollato. Tra mille casini, peripezie, fa parte del gioco, amico mio. Non mollare. Niente, ragazzi, non c'è, non c'è. Vabbè, dai, ci ho provato, ci ho provato. Comunque, voglio allearmi con qualche re, voglio farmi notare, vediamo un po', vediamo un po'. Peccato, peccato, ragazzi, sarebbe venuto su una roba fantastica, sarebbe su veramente una roba pazzesca. Peccato, peccato. Allora, intanto il mio esercito sta rientrando, anzi è rientrato, perciò sciogliamo l'esercito. Peccato, peccato. Andiamo avanti con il tempo. Peccato, ragazzi, davvero peccato. Cosa ci siamo persi? Peccatissimo, davvero. Intanto, wow, ragazzi, stiamo facendo veramente delle robe fenomenali con il denaro. Stiamo guadagnando veramente molto. Allora, PS Servilio diventa maggiorenne e ottiene il tratto eminenza grigia. Wow. Wow, wow, wow. Il mio figlio è diventato adulto, grazie a supervisione di insegnante adeguato. Persino un bambino come Persilio, una scarsa inclinazione naturale all'influenza diplomatica, è stato in grado di arrivare a comprenderla appieno. Ragazzi, Persilvione, quindi è un'eminenza grigia, più 8, wow. Beh, ha preso dal padre. Tra l'altro più 8 e intrigo 15. Si prospetta un Augusto veramente interessante, ma veramente interessante. Allora, io direi a questo qua, ma dammi tua figlia, dai, fammi. One eternity later. Ma sembra che lei non sia... vedete? Perché si è sposata sto infame. Ecco perché. Ecco perché. Ah, pure l'altra figlia. Ale. E tutte e tre le figlie. Beh, Benevento ce lo siamo perso. Ah, porca miseriaccia. Va bene. Porca miseriaccia. Ce lo siamo proprio fregati. Questo è un altro figlio. Va bene. Niente, per Silvio rimarrà adesso così. Allora. Allora. Posso fare? No, non posso, non ancora. Può sposarsi, sì, ma chi sono le pretendenti, scusate? Tutte giovani. Potenziale alleanza. Con chi? Scusate. Allora, l'addio. No, è morto Orson. No, ragazzi. Il miglior amico. Ed è stato ucciso da chi?
da lui. No, attenzione. Sarà che ho mandato Orson a complottare durante l'assedio di Mailball. Porca miseria. Allora, qua posso... C'ho qui un tiro, un tiro. Un tiro. No, preferisco prendermi un po' di stress e andare avanti. È morto il mio migliore amico. Peccato, peccato. Allora. Qui Palermo. No, ma devo guardarmelo bene, ragazzi, per i cavoli miei. E perderci un po' di tempo, ve lo faccio vedere. Speriamo, ragazzi. Allora, mi guardo intorno in preda all'eccitazione. Ovunque trovi ci sono invitati che si mescolano tra di loro. Fiori in ogni dove, servitori che ronzano, affaccendati con piatti e vassoi carichi di prelibatezze, e un padrone di casa fiero e orgoglioso. Il re Luis, che controlla gli ultimi dettagli. Gli sposi sono nervosi ma eccitati e sono in piedi uno davanti all'altro. Non vedo l'ora. Allora, ragazzi, Silvione non vede l'ora, ma io devo invece lasciarvi questa puntata sperando, ragazzi, che vada tutto a buon fine, perché se va a buon fine con la cosa del matrimonio, tanta roba. Comunque ci siamo portati a casa il Friuli, che male non fa. Quindi io direi che per ora la puntata può finire qui. Peccato per Napoli, siamo arrivati troppo tardi. E Spoleto sarebbe bello portarcelo a casa, perché comunque sono tante truppe, ma non so se ce la faremo. Comunque il trittico Toscana, Lombardia e Friuli è sancito, quindi il nostro re potrebbe fare anche delle nozze rosse. Ma lo vediamo nel prossimo episodio. Ciao, ragazzi.